Questa edizione è incentrata praticamente sui cartamodelli della Lubian, terza collaborazione, si chiama Cartarte e hanno lavorato gli artisti benissimo, tantissimi su questi cartamodelli, per quanto installazioni aeree di ogni genere, pittura, scultura, tutto sui cartamodelli. E poi abbiamo la rappresentazione del mondo scomposto degli alunni della scuola elementare, con i bambini che hanno scomposto il mondo sullo striscione, e quindi niente guerre, niente confini, pace, amore, eccetera. Un'altra cosa importante è la rappresentazione Campogalliani sulle donne nell'ombra, da dove è nato il premio Giovani Under 25 curato da Paola Artoni. Un'altra cosa interessante, molto sentita, è la residenza Rossonano RSD, dove c'è questa mostra lunghissima di questi artisti che hanno lavorato con una grave disabilità comunque, ma si sono espressi talmente bene nell'arte. Tutti i portici fino all'ex ristorante Angelo rappresenta questa mostra molto molto bella. La miglior cosa da fare stamattina per sollevare il mondo e la mia specie è di stare sul gradino al sole con la gatta in braccio a far le fusa. Sparpagliare le fusa per i campi, la valle, la collina, imparare quel mantra che contiene l'antica vibrazione musicale, forse la prima, quando dal buio immoto per traboccante felicità un gettito innescò la creazione. C'è la cantina di Quistello rappresentata dall'Anna Malavasi, che è vestita da Vigneto, che canta e gira, anche questa è una cosa bellissima. Rappresentazioni, ci sono tantissimi performer, ci sono artisti che sono venuti da Milano e hanno delle mostre molto belle, Elena Monzo, Luis Perlanera, poi abbiamo Circhiarillo, ha fatto un'installazione che scende dal comune, sembra che esca dal portone. Vabbè, l'opera di Claudio Baroni, il nostro artista quistellese però famoso, Appesa aerea. C'è un omaggio a Rosellina Malavasi, che è la sarta storica del paese, purtroppo non c'è più, però ha lasciato in eredità a Loredana Ganzerla, che è anche regista, e ha appunto fatto questa tavola rinascimentale con tutti i costumi realizzati da Rosellina, che sono veramente delle opere d'arte. Quindi tra un po' partirà questo corteo e vedrete queste meraviglie realizzate dalla sarta nostra del cuore.